Letta in Veneto questa settimana ha detto: se la Lega non è in grado di portare avanti l'autonomia, ci pensiamo noi. È un impegno del Partito Democratico. Eh sì, Letta ha condiviso l'impostazione che il Partito Democratico del Veneto si è dato per poter finalmente raggiungere l'obiettivo dell'autonomia differenziata, senza propaganda, pensando che in ogni regione sia possibile arrivare a delle conclusioni rispetto alle materie più utili per ogni regione, e noi in Veneto abbiamo provato a dire quali sono le materie: il lavoro, la formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese e altre che possono essere realizzate, e in che modo questa realizzazione ci fa uscire da una fase di paralisi che sembra non portare da nessuna parte. Quindi Letta ha confermato che il Partito Democratico a livello veneto e a livello nazionale dà il proprio contributo perché l'autonomia differenziata si possa realizzare. Io penso che per uscire dallo stallo bisogna anche che la Lega capisca che continuare a dire voglio le 23 materie, le voglio tutte, le voglio subito, e voglio anche il residuo fiscale trattenuto nella nostra regione come, non lo so, in Alto Adige, è una cosa che non ha portato a nulla fino a questo momento. Temo che possa essere utilizzata come un'arma di propaganda, mentre secondo me in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo dobbiamo avere la capacità di stare al merito, di entrare nel merito dei contenuti, e quindi abbiamo in qualche modo anche avanzato una proposta per un confronto, e il confronto si fa quando le persone sanno che si possono raggiungere degli obiettivi e quando ciascuno per raggiungere quegli obiettivi è disposto a fare qualcosa. Mi pare che la Lega sia disposta solamente a dire noi vogliamo l'autonomia. Noi invece abbiamo detto come la si può fare.